Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Mio figlio ucciso e quello a casa. Sono strazianti le parole della mamma di Francesco Bacchi, il giovane massacrato nel Palermitano. Lacrime e commozione alla fiaccolata antiviolenza ieri, il ricordo del ventenne e di altre vittime innocenti. Non c'è ancora un accordo nella maggioranza alla Regione sulle designazioni dei manager della sanità, attesa entro fine mese. Unica certezza, la rosa dei nomi. Si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Lo scrittore Matteo Collura si aggiunge al coro di appelli per evitare il flop di Agrigento, capitale della cultura 2025, a causa dei gravi ritardi sull'organizzazione. La rituale processione della reliquia del velo di Sant'Agata accolta oggi a Nicolosi. Palpabile l'emozione di dirigenti, docenti e allievi dell'Istituto Alberghiero. Ostacolo neve per il Catania, oggi impegnato in trasferta a Picerno, a rischio rinvio lo svolgimento della partita per le condizioni meteo avverse. Spalatori in azione da ore sul campo. Ancora ben trovati, sono toccanti, strazianti le parole della mamma di Francesco Bacchi, l'ultima vittima, l'ultimo ragazzo massacrato a calci e pugni, come sentirete da un amico. Una dichiarazione forte insieme a quello delle altre testimonianze che si sono rese ieri nel giorno della fiaccolata a Partinico in ricordo di Francesco e non solo. Marco Gullà. Possiamo essere vittima di incidenti stradali, ok? Sono stata anche vittima di questo e l'ho superato come figlia, perché ho dato una giustificazione, una spiegazione, una rassegnazione. Ho avuto anche tragedia di malattie in famiglia, le ho accettate le malattie, perché non le ho decise io. Ma questa no! Mio figlio è stato ucciso e quello a casa! No! Non lo posso accettare! Lei è la mamma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso nei pressi della discoteca Medusa a Balestrate la notte tra sabato e domenica. Parenti, amici e cittadini dei comuni del circondario si sono riuniti in piazza Partinico per un momento di riflessione. Una fiaccolata per dire basta alla violenza. La giornata di oggi spero serva e sia servita a fare una riflessione profonda per capire le ragioni che ci hanno portato a questo fallimento. Lacrime, commozione, a prendere la parola sono state le mamme, come quella di Paolo La Rosa, ucciso anche lui anni fa. Se di pace, di conforto e di rassegnazione dobbiamo parlare, questi passano anche per i canali della giustizia ed è quella che ci deve venire incontro, no contro! Perché mio figlio è stato ucciso per difendere un amico! Un amico! L'ho cresciuto con i sani valori, mio figlio! Era troppo buono! Non posso accettarlo questo dolore io! Se qualcuno davanti a voi fa qualcosa, non li provocate, andate via! Non siete codardi se andate via! Siete rispettosi della vostra vita e di... E voltiamo pagina, circolano i primi nomi che riguardano la scelta dei nuovi manager della sanità in Sicilia. Le nomine dovranno arrivare entro fine mese, come confermato dal presidente della Regione Schifani, ma nella maggioranza non c'è ancora un accordo. Sentiamo Manlio Viola. 10 giorni per scegliere i vertici della sanità siciliana. Il percorso è ormai avviato e il presidente della regione non intende andare oltre la fine del mese. Già una volta è stato costretto a rinviare la scelta per la troppa litigiosità della maggioranza. Schifani è cosciente delle tensioni del centrodestra e per questo intende chiedere ai partiti una rosa di nomi. Sul piatto ci sono i 65 usciti dalla selezione degli idonei fatti in assessorate e i 27 uscenti. Per la scelta tutto dipenderà dalle insistenze di Fratelli d'Italia, che chiede la pattuglia più nutrita e soprattutto chiede i posti più prestigiosi e quelli dove ci saranno da gestire la maggior fetta delle risorse PNRR da qui al 2026. Ma dentro Forza Italia ci sono pezzi da 90 che puntano ad avere la propria fetta. E così si parla di una nomina anche per Salvatore Iacolino, attuale dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla Salute, che potrebbe lasciare i ranghi regionali per tornare all'ASP di Palermo, che ha già guidato diversi anni fa. Ma sul piatto potrebbe esserci anche un ritorno invece al Policlinico di Palermo, dove è stato commissario, o una
un'azienda ospedaliera di primo piano. Conferma con spostamento invece per l'attuale manager di Palermo Daniela Faraoni, che potrebbe prendere l'autostrada e spostarsi a Catania. In terra etnea in prima linea ci sono nomi come Giampiero Bonaccorsi e Salvatore Lucio Ficarra, quest'ultimo si sposterebbe dall'ASP di Siracusa. Sull'asse Palermo-Catania, ma in direzione opposta verso Palermo, potrebbe viaggiare anche Fabrizio De Nicola. Pochi rumors e non molto attendibili per Trapani, dove potrebbe sbarcare con promozione Marzia Furnari, che da direttore sanitario diventerebbe manager. In ballo anche qualche conferma, ma anche tensione soprattutto nella Sicilia centrale. Contese sono le ASP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Lì ci sono due partite nelle partite: da un lato i fondi del PNRR, che nella Sicilia centrale sono consistenti, dall'altro le richieste dei cosiddetti partiti minori della coalizione, a iniziare dalla DC di Cuffaro, che però trova resistenza negli amici dell'MPA. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di ieri del presidente Schifani. Nel raccontare un anno di governo, contestano i 5 Stelle, sembrava che il presidente non parlasse della Sicilia. Non basta una conferenza stampa a cambiare una realtà che resta disastrosa. Si moltiplicano intanto gli appelli per evitare il flop di Agrigento, capitale della cultura 2025. A meno di un anno l'organizzazione infatti è in grave ritardo. Lo scrittore agrigentino Matteo Collura dice si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Lorena Dolci. Il conto alla rovescia è già iniziato. Fra poco meno di un anno Agrigento diventerà capitale della cultura, ma da quel 31 marzo scorso, giorno della proclamazione, tutto è fermo. Anche lo scrittore Matteo Collura, agrigentino trapiantato da decenni a Milano, ha gioito per l'investitura della sua città, ma adesso cresce la preoccupazione. Una preoccupazione mi sembra molto fondata, visto che ormai manca circa un anno e non credo che si sia fatto molto per rendere la città degna di essere non capitale nazionale della cultura, ma una città normale. Una città normale è quella dotata di servizi pubblici, di infrastrutture all'altezza di un evento di questa portata. Le stime parlano di 500.000 di visitatori. La Valle dei Templi non può da sola fare Agrigento capitale della cultura, ci vuole dell'altro. La città che si appresta a essere capitale nazionale della cultura non ha un albergo in centro, è una città difficile da raggiungere e che è dal punto di vista urbanistico molto frammentata, frazionata, con servizi pubblici inesistenti, e questo lascio immaginare che cosa può provocare. Gli imprenditori denunciano anche che gli appalti per 150 milioni sono bloccati, mentre la politica ritarda il varo dello statuto della fondazione che dovrebbe gestire i progetti. Mi appello al buonsenso, i miracoli non li possono fare naturalmente né gli amministratori né chiunque altro. Ecco, io direi di fare quello che è possibile, cercando di avere come interesse principale, come obiettivo unico, il bene della città. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, emozionante la processione del velo di Sant'Agata, che oggi è stato accolto in un istituto professionale del Catanese, esattamente a Nicolosi. Vediamo tutto nel servizio di Simona Mazzone. Tra chiese, monasteri, ospedali, carceri, scuole, torna in mezzo la gente. Come da tradizione all'inizio delle celebrazioni agatine si ripete la processione del velo di Sant'Agata, conservato nella cattedrale di Catania in uno scrigno d'argento insieme ad altre reliquie della giovane martire. Questo è l'istituto professionale alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi, dove la reliquia ha proseguito il suo percorso tra i fedeli, accolta con grande entusiasmo dal dirigente scolastico Salvatore Di Stefano, insieme a giovani studenti, genitori e personale scolastico. Nel corso della mattinata si è parlato con il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, della grande devozione per la santa da parte di una città in attesa. Il velo ha un grande valore sacro e simbolico. I catanesi lo associano al miracolo che salvò la città dalla lava dell'Etna. Sarà portato insieme al fercolo nella lunga processione durante la festa di Sant'Agata.
E adesso non possiamo certamente eludere il facile gioco di parole per annunciarvi la nuova puntata de Il Punto di e con Luca Ciliberti. Buon pomeriggio a Luca, ciao ben trovato. Roberta, Allora, Roberta. Argomenti e ospiti di oggi. Velocemente, oggi parleremo del futuro della nuova stazione, della nuova aerostazione Morandi, il vecchio aeroporto di Catania. Cos'è in questo momento, cosa diventerà? Abbiamo delle immagini in esclusiva girate dentro la stazione chiusa, pensate, dal 2007, quindi l'abbiamo rivista, abbiamo guardato lo stato attuale della situazione e mostreremo anche cosa diventerà in futuro. Parleremo dei soldi dei contribuenti siciliani che dovrebbero rientrare nelle casse della regione, ma così non è per uno strano meccanismo, ve lo spiegheremo anche qui, documenti in esclusiva da parte di alcuni cittadini attivisti. E poi, come sempre, all'interno della nostra trasmissione c'è la buona notizia. Oggi parleremo della strada scolastica. E che cos'è? Lo racconteremo ovviamente all'interno del Punto, che partirà subito dopo il telegiornale, e poi insomma spazio al calcio. Quindi gli ospiti li scopriremo lì. Gli ospiti li scoprirete lì. Ci sarà l'amministratore delegato dell'aeroporto, ci sarà il presidente della commissione bilancio all'Ars, Dario Daidone, tanti altri politici, insomma ci sarà un sacco di gente come sempre. Allora, piatto ricco con Il Punto, terza puntata. Noi ci fermiamo ancora e torniamo tra poco per conoscere in qualche modo la situazione delicatissima del meteo a Picerno, situazione delicata per il Catania. Tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale con le immagini. Io prego la regia di andare direttamente sul nostro inviato a Picerno, Marco Carli. Queste immagini parlano decisamente da sole, è un campo completamente innevato quello che vediamo, dunque c'è il rischio rinvio per Picerno-Catania. Marco, a te. Buon pomeriggio Roberta, da Picerno, dallo stadio Curcio. Hai detto tutto tu, questa è la situazione che si vede, con il campo completamente coperto di neve. C'è stato il tentativo da parte di 20 operatori di spalare con pale e badili, ma insomma è un tentativo che è riuscito a liberare in parte la zona delle aree di rigore, la zona del centrocampo e la parte dell'area di rigore dalla zona, insomma, che vedete alle mie spalle. Questa è la situazione. Gli arbitri sono già arrivati al campo di Picerno, hanno fatto un primo controllo. La nevicata continuerà fino alle 17 di oggi pomeriggio, dunque usare il condizionale per quanto riguarda la disputa di questa partita forse è veramente inutile, ma chiaramente per dire che Picerno-Catania è rinviata dobbiamo aspettare la decisione degli arbitri e dobbiamo aspettare che arrivi anche il Catania qui allo stadio. Ci vorrà qualche minuto, probabilmente una mezz'oretta, ma insomma la situazione è quella che avete visto voi in questo momento. A te Roberta. Grazie Marco, naturalmente vi comunicheremo tutto all'interno di Diretta Stadio. Io a questo punto davvero saluto i nostri telespettatori, grazie per averci seguito. Sicilia 24 tornerà nella nostra programmazione come sempre alle ore 19 e vi lascio al Punto di Luca Ciliberti. A tutti buon pomeriggio.